Ciao a tutti carissimi e ben ritrovati in questo video un po' diverso dal solito. Allora, oggi, innanzitutto siamo venerdì 2 febbraio e questa settimana sono stato a casa dal lavoro in mutuo per influenza di una certa entità e oggi diciamo che è il primo giorno in cui mi sento veramente meglio. Allora ne ho approfittato per fare un po' il punto della situazione. Vedete qui adesso vi porto una lista facendo un po' un resoconto delle varie montagne vicentine che ho percorso finora, cercando poi dei consigli anche da parte vostra su montagne che mi mancano. Allora, li ho segnati uno a uno appena come si faceva una volta, ritornando indietro dei video delle escursioni più vecchie. A qualcuno scenderà una lacrima, me in primis, vedendo i vari nomi del passato. Iniziamo perché sennò il video diventerà lunghissimo. Allora, prima montagna, Monte Corno, poi Monte Mazze, Cima Fonte, Monte Foraoro, Monte Cengio. Qua se all'inizio soprattutto Corno, Mazze, Fonte, Foraoro li ho fatti proprio a raffica perché erano proprio le montagne sopra casa mia, diciamo, e ottime per fare gavetta, senza dubbio. Monte Cengio, Monte Zebio, qui si iniziava già ad allontanarsi un po'. Cima Ecar, dopo ho messo 102 gallerie del Pasubio, che vabbè non è proprio una montagna, però ok. Monte Bertiaga, Cima Larici, Monte Verena, Cima Pordule, Cima Mandriolo, Monte Fior, Monte Summane, qua arriviamo alle prime 15. Monte Cimone, Monte Macroba, Monte Novegno, Monte Rione, Monte Priaforà, Cima Palon, che qua però è in Trentino, non so se sia diviso a metà col Vicentino, però non sono sicuro, dovrebbe essere Trentino Alto Adige, Monte Spizze di Tonezza, Monte Baldo, che è in altopiano di Asiago, non quello veronese, Monte Ortigara, Monti Spil e Castelgomberto, li ho messi insieme perché avvenuti nella stessa escursione, Cima Caldiera, Monte Cavioio e Cima Neutra, Cima 12, Monte Cimon, Cima Vezena, Cima Carrera che però è Trentino, non so neanche perché l'ho segnata, vabbè. Monte Campolongo, Monte Lisser, Monte Giove, Punta Altaburg, siamo arrivati a 34 in questo momento, Monte Grappa, Monte Valbella, Monte Corneto, Monte Trentin, Castellone di San Marco, che comunque è segnata come montagna, quindi l'ho segnata, Monte Aerio, Monte Campomolon, Monte Maggio, Monte Asolone. Ad oggi, appunto 2 febbraio, le escursioni uscite sul canale sono appunto fino al Monte Asolone, riguardo le montagne vicentine. Adesso ci saranno le prossime cime vicentine, Cima Marana, Monte Meleta, facendo l'escursione della Valmiera, Monte Meata e Monte Toraro, fatto con mia sorella. Qui arriviamo al punto focale del video. Allora, le montagne che mi mancano da fare, sicuramente il Baffelan, cascasse il cielo dovrò farlo, Monte Enna, sopra Torre Belvicino più che altro, Monte Cornion, che è la montagna sopra Lusiana, non è che segnato Monte Caina, adesso lo scrivo, Monte Caina che praticamente è la propaggine estrema sud-orientale dell'altopiano di Asiago a strapiombo sulla Valsugana, su Bassano del Grappa circa. Ecco, quindi queste appunto, come avete avuto modo di sentire, sono le montagne vicentine che ho fatto. Difficile ricordarle tutte dalla prima all'ultima, ovviamente guardando il video solo una volta. Poi montagne vicentine ce ne sarebbero un'infinità, non a spulciare anche le minori. Nel Pasubio ce ne sono una marea incredibili. In altopiano ci sono tante montagne, sì, però tante non hanno il sentiero per salire, non sono provviste di mulettiere e tutto. Poi Vicentino comunque sì, è ricco di montagne, però appunto non è strapieno come il Bellunese o come il Trentino Alto Adige. Quindi essere arrivato a 47 montagne, arrivando a una cinquantina, portando a termine le ultime 3-4 lì che mi mancano,
E niente, dicevo che arrivare a 50 non sarebbe neanche male, anche perché in tutte queste montagne citate non sono state menzionate le montagne bellunesi, delle Dolomiti e comunque del Trentino. Niente, se appunto avete qualche consiglio su qualche montagna, diciamo, che sapete si possa salire e che non ho ancora menzionato nei miei percorsi fatti, non abbiate paura, scrivete un commentino, insomma, e avrò modo di avere nuovi spunti così per future escursioni. Intanto appunto qui alle 14:30 io vi saluto e vi rimando ai prossimi video.